Siamo venuti non a fabbricare, siamo venuti qua a giocare aperti. Il rammarico qual è? È che 2 o 3 situazioni che abbiamo avuto, 3 contro 1, abbiamo sbagliato negli ultimi 2 minuti, il 3 contro 1, da una palla morta, una zona del campo vacante, con 2 uomini liberi per andare a fare il secondo gol. Prima correggiamo questo, poi andiamo a analizzare il calcio di rigore. Ecco, questo è altre squadre, poi in quella situazione ci fanno il 2-0 e chiudono la partita. Ecco, questa è la lettura della partita. Noi abbiamo avuto 3 situazioni nette nella seconda parte e abbiamo avuto pure situazioni nella prima parte. E contro una squadra, ho detto, molto organizzata, grande intensità, però abbiamo avuto le nostre possibilità, le nostre qualità e la squadra ha interpretato quello che dovevamo fare. Io penso che avete visto tutti poi la parte finale, però non, ho detto c'è il rammarico perché posso capire qualche volta, 1-2, però su 8 di cui 6 inesistenti, credetemi, inesistenti, là non posso capire più. Là non posso capire, però prima di non capire devo capire e correggere gli errori della mia squadra. Alcuni perché gli errori poi si commettono e gli altri sono bravi poi a sfruttare la situazione velocemente. Se vado ad analizzare solo i discorsi dei rigori, io l'ho visto che li fanno qua il rigore netto. Per questo dico, l'arbitro una parte era vicino, ma era lontano a tutte e 2 parti. Non era posizionato bene a mio avviso. Da lontano ha visto che non era rigore, da lontano ha visto che c'era calcio di rigore. In una mischia c'erano tanti giocatori, per questo dico, l'errore che abbiamo fatto è di non aver sfruttato quel 3 contro 1. Perché quello poi, se perdevi palla là era finita la partita, o metti palla là e fai il 2-0. Non l'abbiamo sfruttata per istinto. E quando metti istinto le difficoltà ce l'hai. Però siccome Morana è un giocatore bravo che è in fase di crescita, la prossima volta capirà come deve poi agire in quella situazione. C'è il rammarico, però poi si continua, la squadra non si può dire niente, la squadra ha fatto la partita.